Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben trovati. Vediamo subito una nuova partita, quindi dunque continua questa fantastica rubrica nella quale cercherò di spiegare le idee che vedo di fronte a me. Una partita giocata qui sull'ICES a 10 minuti dove il bianco è un giocatore con 2150 punti e il nero un giocatore con 1960 punti. Vediamo un po' come stanno giocando. In questa posizione direi che il nero ha una posizione equilibrata perché come vedete c'è tanta simmetria all'interno della scacchiera. Se il nero giocasse pedone B5 sarebbe assolutamente simmetrica. Perché il bianco gioca alfiere G4? Il bianco probabilmente, anzi vi giro la scacchiera, vediamo un po' così. Il bianco, torno indietro, vorrebbe che il nero, giocando una mossa spontanea o comunque sia volendo provocare questa cattura, permettere di ritrovarsi con la donna all'Ing4 per attaccare il avversario, ma la partita è continuata. F5, catturo, 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 e dopo questi cambi adesso mi piace parecchio il nero. Se prima il bianco aveva qualcosina in più, guardate un po' con quanta precisione. F4 è una spinta di rottura tematica, si vuole cercare di prendere spazio e sfruttando questa inchiodatura il nero ha rallentato l'avanzata del pedone F. Vi ricordo che il giocatore con il bianco è il giocatore che sulla carta è più quotato. Don F7 mi piace, prepara il triplicare dei pezzi pesanti e con la torre che arriva in F8 il pedone F5 sarà sotto attacco. Perché spostare la donna? Perché anticipando questo triplicare contro la debolezza il bianco si prepara a giocare G4 che è la mossa appena giocata. Qual è la mossa che chiude? Da analizzare G6. Qui sarei molto preoccupato se da bianco il mio avversario mi gioca G6. Su G6 chiaramente si perde il contatto del pedone H6, però siamo in quel momento di calcolo. Durante le vostre partite sempre ci sarà un momento nel quale bisogna cercare di calcolare, quindi io faccio questa, lui fa quell'altra, io catturo, lui mi ricattura e così via durante il corso della partita. Dunque questo pedone G6, che è un pedone importantissimo, il pedone della Rocco, potrebbe essere colui che si immola, va avanti di un passo per volta per aggredire immediatamente la struttura della Rocco del bianco. La controindicazione è che è un pedone fondamentale per la difesa di H6. Dopo, in fase di analisi, vedremo cosa potrebbe accadere dopo alfiere per H6. Donna E8. Il nero ci ripensa, decide di cambiare lato di attacco, probabilmente vuole portare la donna qui. E adesso il bianco è da valutare come debba proseguire. H4, G5, il tutto per tutto, che è giustificato probabilmente dalla posizione un po' passiva. Tutti i pezzi del nero sono abbastanza compatti. Un consiglio pratico per tutti: quando i pezzi del vostro avversario sono compatti, quindi si tolgono spazio tra loro, probabilmente lì avete qualche vantaggio, quindi dovete cercare di spingere un po' di più perché è lì che si può ottenere vantaggio. H4 per giocare G5 poteva essere un'idea, ma il bianco, giocatore esperto, decide di giocare A4. Qual è l'idea? Evitare che la donna possa saltare qui. Torre F7 cercando di bloccare sulle case nere, e se osserviamo questa posizione possiamo essere certi di affermare che questo qui è un alfiere cattivo. Per quale motivo un alfiere cattivo? Un alfiere che si trova sulle case nere dove la maggior parte dei propri pedoni, come vedete, sono tutti quelli che sto colorando, sono sul suo colore, che significa che di conseguenza questo alfiere non giocherà bene. E allora il piano corretto, vi ricordo nuovamente che il nero in teoria è il giocatore sulla carta più debole, è quello di cambiare l'alfiere, quindi Don E7 mi piace con l'idea di giocare alfiere G5. Il bianco non è stato lì a guardare, è riuscito a prendere spazio sulla colonna C e adesso pericolo, perché a volte vogliamo entrare in C7, a volte vogliamo entrare in C8 guardando questo re e chissà, magari nel mentre posso aggiungere un pedone F6 che libera l'azione della donna. Quindi questa è una posizione adesso sicuramente più comoda per il bianco. Si va verso un seguito forzante perché su questo scacco, se vado qui, subirò lo scacco di scoperta, torre F8 obbligata, e qui il bianco è consapevole che il nero non può cambiare le torri. Probabilmente, e dico probabilmente perché qui
bisogna calcolare. F6 potrebbe essere una scelta interessante. F6 seguita magari dalla donna che si sposta qui in F5 per entrare sulle case chiare, oppure F6 seguita, se possibile, da donna G6. E qualcuno già dirà, ok, al minuto non so quale di questo video, al minuto 5 e 15 secondi, che succede se lui mi cattura di donna? Effettivamente la cattura di donna sembra molto pericolosa. Intanto qui il bianco, tale Pria Optimis, ha deciso di tornare indietro, quando probabilmente il piano potrebbe essere torre C6. Da lì si crea un percorso per coordinare i pezzi contro il pedone D6, pedone arretrato. Voi giocate contro i pedoni arretrati? Bene, prendeteli di mira, perché quelli potrebbero essere i vostri nuovi obiettivi. Alfiere H4, la partita continua, il re guerriero arriva all'in G2 attaccando, e adesso donna H4, attenzione perché la donna aveva un ruolo difensivo. Adesso sì che mi piace F6, perché la donna ha il compito spiacevole e importante di difendere l'alfiere. Ma il bianco è materialista, torre per, non so se era il caso, forse torre C8 o F6 potevano essere un po' più offensive. Torre per, di fatto, un pedone in più. Torre E7 mi sembra lenta, chissà, forse l'alfiere qui per provare a entrare con la donna poteva essere una possibilità, la vedremo in fase di analisi. E adesso il bianco allegramente spazza tutti i pedoni sulla sesta traversa, e come spesso accade, il giocatore più forte, il giocatore più esperto, quasi sempre cambiando, o meglio, cercherà il cambio dei pezzi nel momento in cui avrà un vantaggio materiale, come in questo caso. Il bianco ha appena catturato 2 pedoni in più e quindi è pronto al cambio dei pezzi. Alfiere 1, intermedia importante attaccando questa donna, togliendosi dal cambio. Ok, io qui sinceramente dico alfiere per F4, tutto molto più facile. Ad esempio alfiere per F4 e poi interporre la torre in E6. Forse questa mossa non è stata considerata. Alfiere 1, donna G5, è il momento di dare senso a questa torre, che probabilmente potremmo andare qui. Invece no. Torre G6 intermedia, la donna effettivamente a corto di case, sacrificio della donna costretto, e adesso la partita va un po' a senso unico, perché il vantaggio materiale del bianco è notevole. C'è anche la possibilità di catturare questo per ritrovarsi 2 pedoni liberi molto forti, che si aggiungono a un terzo pedone, il pedone D, pronto a lanciarsi verso possibili promozioni. Occhio, perché qui è stata mancata questa mossa che infila le 2 torri, quindi di conseguenza guadagnerà materiale, però dopo D6 la posizione mi sembra estremamente sotto controllo. Come vincere in questi casi? Per vincere una posizione vinta vi consiglio sempre di non dare controgioco all'avversario. Dunque in questa posizione vi direi, ok, possiamo dare scacco e promuovere il pedone, ma non essere troppo materialisti. Ok, alfiere C7, il pedone è destinato a promozione, alfiere G5 probabilmente il tentativo per bloccare la promozione, e qui il bianco, che era favorito, riesce a vincere, riesce a portare a casa a questo punto. Vediamo se la partita andrà così oppure ci sarà uno sportivo abbandono. Mosse da tentare, ma non è questo il caso purtroppo, perché la torre con l'alfiere attaccano sulle case nere, e se il re avversario si mantiene sulle case chiare non c'è niente da fare. Altro percorso, altra possibile casa di fuga potrebbe essere questa. In che modo? Io do lo scacco intermedio, attacco il re del nero, e quando questo si sposterà e il mio re andrà verso posizioni più comode. Intanto c'è questo scacco, da lontano ti mangio la torre, voglio sostenere la promozione. Le mosse che danno scacco in una situazione favorevole dovrebbero essere le prime da analizzare. Qui che cosa fai? Non vedi lo scacco? Ok, sei materialista, mangi il pedone. La posizione continua a essere totalmente vinta. Vediamo se arriverà l'abbandono, perché idee per vincere ce ne sono tante. La spinta di questo pedone invece è proseguita con alfiere F6, adesso sì, scacco vincente. Vediamo se mangerà la torre. Vediamo qualche secondo prima di catturare questa torre. No, e allora direi che è stata una scelta di proposito. Il bianco non vuole dare la torre,
o meglio non vuole catturare la torre perché vuole puntare al matto, oppure vuole far soffrire il suo avversario, chissà. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Torniamo indietro, la partita la diamo per vinta, poi vedremo nella parte finale. Vediamo un po' come si è creata. E4, cavallo F6, apertura a Liechine, dopo D3 il bianco ha giocato la linea che probabilmente è quella più tranquilla. D6, C4 e abbiamo iniziato una partita con E4, dunque apertura a Liechine, per poi rientrare dopo C4 in un impianto stile inglese. E5, quindi effettivamente stanno giocando un'apertura inglese. L'ordine di mosse è molto importante, quindi cercate sempre di seguire una logica. Un'inglese simmetrica, il piano con la 3B4 è tipico, cerco di attaccare il centro avversario dal fianco, quindi attraverso la 3B4, e il più delle volte questa spinta è sostenuta da una torre che l'in B1 avrà un ottimo gioco. La partita è proseguita in questo modo e questa posizione è la prima che probabilmente abbiamo visto, dove dicevo che c'è tanta simmetria. Ciò che stona probabilmente un arrocco che ancora deve essere svolto e anche la spinta del pedone in B5. La partita è andata in questo modo: alfiere G4, in caso di cambio, dicevo prima, il bianco è contento perché se posiziona la donna qui punta il avversario e aggiunge nuove idee come quella di giocare alfiere per H6. F5, la mossa giocata dal nero, che qui sono certo, anzi sono sicurissimo che sia in vantaggio. In questa posizione bisogna fare attenzione: la minaccia è alfiere per H6 e la minaccia è la torre, quindi torre F6 sembra essere necessaria e dovuta. F4 la risposta, donna F8 mi è piaciuta parecchio perché coordina rapidamente i pezzi inchiodando il pedone F. F5 lui chiude, ma guardate quanto sono brutti questi pedoni, sono due pedoni non difesi da altri pedoni, sono delle macchie bianche circondate da pezzi neri e quindi in futuro potrebbero essere soggetti degli attacchi. Il momento importante a mio avviso è questo, perché se qui il nero giocasse G6 sfruttando l'inchiodatura provoca sicuramente la spinta del pedone G4 e dopo i cambi una mossa che porterebbe il nero in vantaggio è quella di spostare il re, non tanto per dare sicurezza al re immaginando che questa colonna sia libera, ma per far intervenire questa torre che potrebbe avere un ruolo offensivo, attivo, creativo contro quel re bianco. Torre F8, G4 e donna E8 è un po' come una mossa di rassegnazione. Ok, devo cambiare piano e allora non trovo nulla di meglio che tornare indietro. Come dicevo prima, in questa posizione questi pedoni potrebbero avere un ruolo. Probabilmente il pedone potrebbe andare in G6, ma forse anche H5 oppure entrambi. Un pedone va in H per rimuovere l'equivalente del re bianco, dell'arrocco corto bianco, e l'altro va in G per fare pressione sulla colonna. Ok, donna E8 la mossa della partita, pedone A4, dunque torre F7. Bisogna con molta probabilità bloccare su queste case. Infatti tutto è andato bene. Questa alfiere H4 non mi piace, la considero una perdita di tempo. Probabilmente donna D8, bloccare sulle case chiare cercando di cambiare il pezzo che sulla carta in teoria è il pezzo peggiore, che è proprio questo alfiere, perché la maggior parte dei pedoni, così come detto, ok, la partita si è conclusa, la maggior parte dei pedoni, quindi eravamo qui, si trova su casa nera. Dunque donna D8, alfiere G5 è senz'altro il piano migliore. Quando voi giocate una partita ci sarà un momento dove o non sapete che fare o vi ritrovate con dei pezzi che sono meno forti di altri. Bene, probabilmente in quel momento, in quel frangente, dovrete cercare di eliminare chi gioca poco e valorizzare chi gioca tanto. La partita è andata così, torre C1, effettivamente questa torre giocava poco e l'esperienza del bianco ha fatto sì che nel giro di un paio di mosse è diventata una torre fortissima. Mossa attiva, difesa passiva e allora poi tutto il resto è semplicemente una conseguenza. A questo punto penso che F6, vediamo un po' che succede. Su F6, lo dicevo prima, l'avremmo analizzata in fase di analisi, però su questa cattura di donna ciò che mi piacerebbe da giocare potrebbe essere questo seguito.
intanto lo scacco lo diamo. La donna riprende, perché se riprendesse di re ti inchiodo, questa potrebbe sfuggire. Quindi la donna riprende, io porto la torre, la donna si sposta, porto la mia donna in attacco, minaccio alfiere per H6, dei possibili ingressi sulle case chiare. Qui sono abbastanza certo che il bianco abbia un ottimo gioco. In partita è andata così, guardate, questo è l'atteggiamento sbagliato, quindi ricordate che se voi attaccate poi non dovete ripiegare indietro, che è esattamente quello che ha fatto il bianco. Vado in avanti, ti attacco, mi accorgo che forse qualcosa è andato storto, torno esattamente nella posizione di prima. Ok, non è l'atteggiamento corretto. Forse qui alfiere G5 nuovamente per cambiare l'alfiere, perché se catturo, queste due torri si difendono tra loro e dunque questa cattura in D6 è tenuta sotto controllo dall'attacco della donna nera lì fortissimo contro questa torre. La partita è andata così: re G2, donna H4, torre per D6, torre 7. E adesso in realtà sembra tutto sotto controllo. Ti mando via, la donna si sposta, torre G6, si intrappola. Dopodiché la partita è andata un po' a senso unico. A questo punto vi dicevo che per vincere una posizione vinta bisogna cercare di limitare il controgioco avversario, quindi spingere un pedone può andare bene perché magari ci concentriamo verso la sua promozione. Ad ogni modo, prendere di mira, individuare sempre e farsi sempre questa domanda: ci sono pezzi non difesi? Quali sono i pezzi non difesi? Bene, arrivo alla conclusione che l'alfiere in B4 attacca la torre e dietro di lei c'è un'altra torre non difesa. Questa è una posizione totalmente vinta. Adesso, se io mi faccio sempre la solita domanda: ci sono pezzi non difesi? Eccone uno, posso attaccarlo? Sì, la risposta è questo scacco. Ok, poi avete visto che questo scacco è stato dato dopo, ma la continuazione è stata torno indietro. Questa non l'ho vista, oppure non ho voluto catturarla. La partita è andata in questo modo. Adesso questo seguito in realtà non l'abbiamo visto, e qui sembra che il nero abbia recuperato, è riuscito a coordinare le torri fortissime in attacco sulla colonna D. In realtà questo scacco mi sembra necessario, non tanto perché vincente, ma perché indebolirà la struttura pedonale. Ok, autoinchiodatura, questo pedone B non ha futuro e quindi bisogna cercare di creare un altro attacco. C'è una regola non scritta del gioco degli scacchi che voi dovete portare avanti sempre due piani, quindi in questo caso ho il pedone B pronto lì per promuovere e il pedone G che cercherà di fare lo stesso. Quando il pedone G avanza, effettivamente è andato in avanti, ci saranno minacce di matto. Vediamo se si sono verificate. Eccole qui. Avete visto? Quindi due piani, il piano della colonna B non è andato a buon fine, effettivamente mi ha catturato e dopodiché vinco dall'altro lato. Partita interessante, spero che vi sia piaciuta. Appuntamento al prossimo video, ci vediamo qui su Matto Scacco. Ciao a tutti!